Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con A voi la linea. La scuola al momento para il colpo del boom dei contagi, proseguendo con le lezioni in presenza, ma i presidi friulani sono sempre più sotto pressione, tra gestione delle quarantene e insegnanti da sostituire, fino alla lettura dei tamponi fatti dalle famiglie. Una situazione che li porta a lavorare ininterrottamente, domenica compresa, come spiega la presidente dell'ANP regionale Teresa Tassanviol. Sentiamo. Gli studenti sono ritornati in classe il 10 di gennaio, è passata una settimana, insomma è il momento di fare anche un po' il punto di quella che è la situazione dopo il rientro, come sta andando, quali sono le situazioni magari più critiche che si trovano sul nostro territorio. Beh, a una settimana io devo dire, premetto che dati precisi naturalmente non ne ho, se non insomma quelli che così un po' empiricamente mi restituiscono i colleghi, quindi il dato esatto di quanti studenti siano a casa, quanti a scuola eccetera non li ho. Posso riferire però di una grande stanchezza, diciamo così, che hanno i miei colleghi che sono sul campo. Veramente sono, come dire, un po' stremati dalla fatica di questo primo periodo, perché se è vero che le indicazioni che sono state predisposte dal Ministero per il rientro a scuola dopo le vacanze sulla carta, diciamo, funzionano e sicuramente sono coerenti con l'obiettivo che il governo si è dato di tenere le scuole aperte il più possibile e dare la possibilità a quanti più studenti di stare a lezione in presenza. Quindi sulla carta le indicazioni non fanno una piega, tradurle però nella pratica quotidiana, questo è tutto un altro discorso. Io posso riferire di colleghi che passano le loro giornate ormai solo a smistare mail dalla mattina, non alla sera ma addirittura alla notte. Anche in questo fine settimana, sabato e domenica, moltissimi di loro e forse tutti hanno passato quella che doveva essere insomma una giornata di riposo per organizzare, diciamo così, queste continue segnalazioni di contagi che ci sono nelle scuole e quindi richiedono immediatamente insomma una predisposizione delle diverse situazioni. I più sotto stress sono sicuramente i colleghi degli istituti comprensivi, perché al loro interno hanno una varietà di situazioni, cioè situazioni che riguardano tutte le diverse indicazioni che sono state date dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria. Quindi per ogni caso segnalato scatta, diciamo così, una procedura che di volta in volta si fa complicata, soprattutto perché un'altra delle cose che si possono dire: funzionerebbero le indicazioni se vivessimo, diciamo così, una realtà perfetta dove tutto funziona, ma noi sappiamo bene che l'apporto delle aziende sanitarie, che sarebbero fondamentali per il tracciamento dei casi e quindi per la successiva organizzazione scolastica, non ce la fanno per loro stessa dichiarazione, non perché sono negligenti naturalmente, ma perché anche loro sono sopraffatti dall'entità, dalla quantità dei contagi che devono gestire. Quindi il problema più grave che i colleghi devono affrontare è questa sovrapposizione, diciamo così, delle responsabilità che sono squisitamente scolastiche, organizzative, di gestione della scuola, che naturalmente spettano a noi, rispetto però ad una sovrapposizione con responsabilità di tipo sanitario, perché molto spesso i colleghi devono intervenire su questo piano con decisioni che li espongono, oltre alla fatica, anche alla responsabilità. In caso di contagio scatta anche tutto un giro di tamponi che prima riusciva a fare il Dipartimento, ora le famiglie si devono arrangiare in proprio. Poi questo esito del tampone come lo comunicano le scuole? Cioè come funziona la comunicazione scuola-famiglia in questo momento? Questo è uno dei punti più critici di questa situazione, proprio perché poi naturalmente di conseguenza scattano anche tutta una serie di adempimenti legati alla privacy, eccetera, perché si tratta sempre di dati sanitari, pur se in qualche modo, diciamo, sollevati dalle ultime disposizioni, però insomma che la scuola debba fare la lettura dei tamponi, questo insomma è un problema grave al momento.
Ultimo tema spinoso anche questo, il personale tra insegnanti sospesi, ormai si sa qual è più o meno la quota, e insegnanti che purtroppo si ammalano o sono in quarantena. Ecco, come sta andando da questo punto di vista? Ma diciamo che per quel che riguarda gli insegnanti sospesi, gli irriducibili Novax, tutto sommato, insomma, a questo punto le decisioni che dovevano essere prese sono state in larga misura prese. C'è ancora in campo, diciamo, qualche caso di differimento del vaccino che viene un po' procrastinato nel tempo, però diciamo a queste assenze qui, che non sono gravissime, nel senso che incidono in misura percentualmente poco significativa, ma si aggiungono poi le assenze del personale che si ammala e si contagia. E naturalmente non sto neanche a ripetere il problema delle sostituzioni, della ricerca dei supplenti, che è insomma un grossissimo problema che in questo momento è in campo. Ci sono anche qui insomma, le matricole universitarie impegnate, ecco, in che misura vengono arruolate? Tutto quello che si trova per far fronte alla necessità del momento. Diciamo così, questo è un tema che naturalmente dovrà essere ripreso come tanti altri ambiti che riguardano, diciamo così, la prospettiva della scuola, il futuro della scuola nel nostro paese. Ci sono tanti problemi aperti che con calma, a fine pandemia, finalmente dovranno essere analizzati e possibilmente risolti con soluzioni assolutamente nuove. E per ovviare alla carenza di mascherine FFP2 che dovrebbero essere fornite dallo Stato e che ne impone l'utilizzo ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado nell'eventualità si segnalino casi di contagi in classe, il Malignani di Udine ha attinti dai propri fondi per ordinarne 20.000. Se dovessero arrivare quelle promesse dal Ministero e nel caso l'istituto ne avesse in eccedenza, il Malignani le donerà agli istituti comprensivi. Vediamo. Mi trovo all'Istituto Malignani di Udine insieme al dirigente scolastico Andrea Carletti, che di iniziativa appunto sua, di iniziativa chiaramente della scuola, ha pensato bene di dotarsi delle mascherine FFP2. Ne avete ordinate quante? Perché al momento lo Stato non ve le ha praticamente fornite. No, non sono arrivate quelle che erano state annunciate. È vero anche che avevamo avuto l'indicazione che sarebbero state fornite prima agli istituti comprensivi per il fatto che i ragazzi di quell'età non sono vaccinati e quindi poi sarebbero arrivate alle superiori. Non potendo però far fronte con le poche che abbiamo comperato a inizio di settembre per il personale interno, a questo punto abbiamo fatto un acquisto di 20.000 mascherine FFP2 che sono state ordinate nei giorni scorsi, quindi immagino che ci vorrà qualche giorno adesso per averle in casa. È un tipo di servizio che facciamo con senso di responsabilità. Avevamo da parte dei fondi per acquisti di questo tipo, cioè relativi al Covid, e li spendiamo in questo modo. Poi eventualmente se avremo troppe mascherine le devolveremo ad altri. Ecco, in effetti voi le attendevate e qui appunto lo Stato, se vogliamo, in un qualche modo sta mancando. Per fortuna che la scuola stessa ha questo fondo, perché non tutte le scuole penso che siano dotate di questo fondo e che si siano organizzate in questo senso. Guardi, dico la verità, io cerco di abbassare i toni su questo perché comunque abbiamo utilizzato fondi del Ministero che ci sono arrivati in corso dell'ultimo anno e che non avevamo speso completamente. Abbiamo fatto un acquisto importante perché su un acquisto di quelle dimensioni il costo unitario si è abbassato tantissimo. E non vado a cercare altre motivazioni o capri espiatori, perché non è utile alla causa che vogliamo servire, che è quella del servizio pubblico efficiente. Senta, oggi la situazione qui al Malignani qual è? Vi arrivano segnalazioni in continuazione, no? Di casi positivi, quindi anche oltre che di contagi, di quarantena? C'è stato un aumento dei casi di positività all'inizio del rientro, subito dopo il rientro dalle vacanze natalizie, e poi la cosa si è assestata. Siamo sempre sui 120-130 ragazzi positivi,
con un centinaio in quarantena, e vedo che la situazione è stabile, non stanno aumentando. Ecco, poi mi segnalavano che i ragazzi, perlomeno qui al Malignani, sono molto consapevoli, quindi hanno un atteggiamento corretto, no? Per quanto riguarda il distanziamento sociale. Qui al Malignani cerchiamo di fare il lavoro, come penso nelle altre scuole, responsabilizzando i ragazzi, facendoli diventare cittadini soprattutto. In realtà qui dentro c'è un mondo, ci sono tantissimi ragazzi, e io noto che dove la famiglia dà un'impostazione di responsabilità, i ragazzi a scuola si comportano in modo responsabile, al di là del fatto disciplinare. Se qualcuno ha bisogno del fatto disciplinare è meno attento che non il suo compagno, che invece ha una responsabilità che si porta per cultura personale e familiare. Ecco, poi anche per quanto riguarda la mensa, no? L'organizzazione. Sì, la nostra mensa attualmente è molto piccolina, è appena ripartita perché è stata coinvolto il locale nella fase di ristrutturazione, e abbiamo piccoli numeri ancora, non so se poi in corso d'anno aumenteranno, però non abbiamo avuto difficoltà a gestire fino adesso il distanziamento e l'attenzione che i ragazzi devono avere per l'igiene delle mani, l'igiene del loro posto assegnato a mensa. Bene, ringraziamo il professor Andrea Carletti qui dal Malignani di Udine. È tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, noi invece ci fermiamo un attimo per la pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. E rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. A Udine nel 2021 i casi di mobbing sono aumentati del 50% rispetto all'anno precedente, passando da 108 a 152, dei quali 112 sono donne e 40 uomini. 2 su 3 lavorano nel privato, gli over 50 i più colpiti. Complessivamente il team dello sportello antimobbing di Udine ha ascoltato 412 persone contro le 342 dell'anno precedente. I dati sono stati illustrati oggi in Sala Iace. Sentiamo. Mi trovo in Sala Iace a Udine per la conferenza stampa di presentazione delle attività dello sportello antimobbing. Con noi l'avvocato Teresa Dennetta. Una situazione che è in peggioramento rispetto allo scorso anno per quanto riguarda le segnalazioni. Sicuramente c'è una crescita, da 108 persone che abbiamo seguito l'anno scorso, quest'anno siamo passati a 152, quindi una crescita notevole. E con le segnalazioni in modo particolare da chi arrivano? Facciamo l'identikit della persona che maggiormente si rivolge a voi. Allora, quest'anno abbiamo avuto veramente svariati accessi per anche motivazioni che sicuramente sono anche legate alla pandemia, però le persone più colpite sono una fascia di età delicata, quella dai 50 anni in su, è il contratto indeterminato, sicuramente che batte tutti gli altri contratti, e soprattutto è una persona che fatica ad arrivare a noi, cioè nel senso che non riesce a rendersi conto che vive una situazione di disagio e magari arriva anche tardi rispetto alle necessarie strategie di difesa. Ecco, e sono soprattutto donne, no? Sono le più colpite. Le donne sono più colpite e subiscono anche di più perché hanno periodi anche di cura verso gli altri, no? O per i genitori anziani o per i figli disabili e non. Quindi è una fascia molto delicata. Ecco, il settore maggiormente interessato, intanto partiamo dal fatto pubblico o privato? Allora c'è una crescita anche nel pubblico che negli anni passati non avevamo e forse anche aggravato dalla situazione di pandemia per il carico eccessivo di lavoro. E poi anche molto rappresentativo è il commercio. Soprattutto il commercio. E senta, come si riesce a identificare effettivamente il caso di mobbing? Perché è un po' difficile per il lavoratore riuscire a dimostrarlo. Sicuramente la cosa più importante è chiedere aiuto. In una situazione di disagio non bisogna aspettare, per cui è importante anche la sinergia con i medici di base, col centro di salute mentale, chi cura l'ammalato in un certo senso, chi ha quindi un primo impatto col disagio deve indirizzare le persone al punto di ascolto. Dopodiché si mettono in moto una serie di strategie per poter poi valutare il problema. Senta, per quanto riguarda il vostro punto d'ascolto, voi evidenziate il problema, vi segnalano il problema e poi come procedete?
nel caso in cui riteniate che si tratti effettivamente di mobbing? La persona viene accompagnata ad una soluzione che può essere o rivolgersi ad un avvocato per iniziare una causa o anche ai sindacati per chiedere un incentivo all'esodo se non è in grado più di permanere nel posto di lavoro. E quando è che si arriva alla risoluzione del problema? Quanto tempo ci vuole? Prima si inizia a confrontarsi con dei professionisti e quindi in un certo senso anche mettere in atto delle strategie, e meno possibilità si ha di arrivare a una situazione di grande criticità. Quindi parliamo di qualche anno? Secondo la mia statistica la situazione clou va dai 4 ai 6 mesi sicuramente. Ecco, come capire se il mobbing influisce anche sulla salute delle persone? Perché tante volte può anche lasciare strascico, no? Sicuramente la persona che soffre di disagio lavorativo sta male anche fisicamente, cioè nella parte iniziale sicuramente ha una fase che viene interessata anche la psiche, il malessere fisico interviene dopo, quando la situazione diventa pesante. Quindi consigli per l'uso? Prima possibile chiedere aiuto, prima possibile rivolgersi al punto di ascolto e iniziare ad attivarsi con delle strategie di difesa. Bene, qui da Sala IACE è tutto, ringrazio l'avvocato Teresa Dennetta e restituisco la linea allo studio. E noi cambiamo argomento. Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi e il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Denis Caporale ieri hanno fatto visita al pronto soccorso dell'ospedale di Udine per esprimere vicinanza e gratitudine al personale stremato. Nell'occasione è stato fatto il punto sulle vaccinazioni, con le preoccupazioni espresse in merito all'adesione dei cittadini alla terza dose. Vediamo. Quello che noi sappiamo oggi è, visto che siete tutti qua, è questo andamento dell'adesione sulla terza dose che è preoccupante, perché è basso, continuiamo ad avere numeri bassi. Cioè, venerdì avevamo 90.000 posti in agenda liberi per gennaio, 90.000. Quindi questo è al di là della... Cioè, tutti poi prendono l'infezione un'altra volta alla terza dose, però qui non viene, no? Quindi questo è il vero problema che noi abbiamo oggi, secondo me. Oltre naturalmente agli ospedali, alle manovre, e dentro gli ospedali sicuramente il pronto soccorso in questo momento è il punto di maggior tensione. E in più c'è questo numero importante di infezioni del personale sanitario e soprattutto il personale che non ha chiesto di fare la terza dose. Cioè, parliamo di centinaia e centinaia di persone. Questo lo vediamo anche i modelli, la circolazione. Questo mese cominci a calare un po' la classificazione ai fini no Covid delle persone, ma non è che cambiano. Secondo me lì bisogna togliere i colori fino alla storia, da distinguere vaccinati e non vaccinati, però noi su non vaccinati abbiamo un rapporto che è un rapporto, non è un bel rapporto. Oltre 2.200.000 persone al momento non hanno chiesto di fare la terza dose. Siccome le agende sono aperte, sì, adesso lo puoi fare anche 4 mesi, però è lì il nodo, perché la terza dose diventa elemento, diventa barriera alla circolazione dell'infezione, ma soprattutto alla intensità dell'infezione. No? L'andamento nel pronto soccorso è ondato, ci sono momenti di calo e poi momenti dove devi veramente correre, e quando sei stanco e faticato fai fatica, quindi diciamo è particolarmente duro il lavoro degli infermieri, degli OSS, dei medici del pronto soccorso, quindi veramente anche loro hanno dato tanto e continuano a dare perché non si fermano, ecco. Quindi è importante che tutti i cittadini si rendano conto che bisogna dare tutti un contributo anche in termini appunto di adesione alla vaccinazione, di attenzione ai comportamenti, perché noi vediamo sulle persone che assistiamo e su di noi stessi il peso di questa quarta ondata. Noi abbiamo appunto pazienti non vaccinati che poi si aggravano e vanno in terapia intensiva, abbiamo pazienti vaccinati che hanno altre patologie ma che devono essere assistiti, per cui è proprio una questione globale, no? Di tutto il sistema, di tutta la popolazione che deve essere protetta. Noi viaggiamo fra i 160 e i 200 accessi, fra Covid e non Covid, quindi con una pressione che rimane quella
storica, però dobbiamo dividerci su 2 pronti soccorsi, chiaramente, per cui facciamo fatica. Sì, il sistema sta tenendo, dobbiamo dare segnali di disastri o di disastri non ci sono, ci sono i problemi che sono tanti, questi sì, perché questo è chiaro che è veramente importante avere queste sfide si vincono con il contributo di tutti, anche perché poi il grande problema, sperando di archiviare almeno la parte acuta di questa cosa, riguarda le persone che hanno delle patologie e non riusciamo a dargli una risposta perché ovviamente vanno in coda. Quella sarà la vera sfida del futuro. Il primo problema che ha questo paese, quindi non questo ospedale, poi questo ospedale ce l'ha perché ce l'ha l'intero paese, è che bisogna fare un grande investimento sul capitale umano. Questo è il primo tema al quale troppi per molti anni non hanno pensato. Quindi c'è un tema di vastità, di formazione di molte competenze professionali che fortunatamente sono cresciute nel tempo e che devono avere dei percorsi formativi più semplificati, una modalità più semplice di accessibilità all'esercizio della professione. Ci devono essere, insomma, noi dobbiamo formare, oggi il grande problema che c'è è che non troviamo le competenze professionali. Il sistema ha reagito e reagisce ogni volta ad ogni necessità e quindi se c'è una cosa da dire è che gli operatori, devo dire anche le strutture non proprio sanitarie, quindi quelle che lavorano sulla parte tecnica, si mettono all'opera da un'ora all'altra, quindi noi siamo in grado di aprire o di chiudere un reparto, sia adesso Covid o no Covid, in pochissime ore, quindi su questo devo dire insomma, il sistema ha reagito e sta reagendo in questo modo. La direzione generale, oggi sono presente io, ma insomma tutta la direzione strategica è vicina al personale che in questo momento sta dando una grandissima risposta in termini di salute, di sanità nei confronti della popolazione. Sì, anch'io voglio aggiungere la gratitudine al personale perché sta facendo uno sforzo straordinario al di là di qualsiasi previsione e sostenibilità. Quindi se non avessimo la dedizione che c'è, queste cose non si riuscirebbero a sostenere. E chiudiamo con un argomento più leggero. Oche e anatre affollano le vecchie valli da pesca della riserva naturale regionale Valle Canal Novo di Marano Lagunare, in parte ghiacciate. Le basse temperature di gennaio non creano alcun problema alla fauna ittica e neanche agli uccelli che si rifugiano nell'oasi in attesa dell'arrivo della nuova stagione migratoria. Ce ne parla Glauco Vicario, responsabile delle riserve di Marano Lagunare. Sentiamo. La laguna d'inverno, quali animali la abitano e quali sono le sue condizioni con queste temperature relativamente basse? Beh, ovviamente la laguna d'inverno in alcune sue parti marginali si presenta gelata. Dobbiamo ritornare all'85 per avere tutta la laguna gelata. Chiaramente si gelano le parti più marginali dove magari è più riparata, in alcune sacche, perché in laguna c'è anche la marea e quindi l'escursione di marea, il movimento dell'acqua non favorisce la formazione del ghiaccio. Le valli da pesca, come qua all'interno della riserva, quelle gelano più facilmente proprio perché manteniamo un livello d'acqua più o meno costante, non influenzato dalle maree. E allora qui gela, ma un po' di gelo sinceramente all'ecosistema può fare anche bene, gli uccelli non hanno nessun problema. Adesso le riserve, la laguna è molto popolata dagli uccelli che dal nord-est Europa vengono qua, proprio per passare l'inverno. Tante oche, anatre, folaghe, cigni che arrivano e anche altri animali che vengono qua proprio riescono qua a trovare le condizioni ideali per alimentarsi e quindi trascorrere la stagione più difficile per loro per procacciarsi il cibo. E poi fra un po' se ne torneranno via e torneranno verso il nord Europa dove andranno a nidificare. Ecco, la riserva naturale Valle Canal Novo rimane aperta in piena sicurezza. Come bisogna fare per accedere? Allora, adesso è un bel periodo, tra l'altro con queste splendide giornate è gelato, ma ci sono delle luci notevoli, difatti vengono molti fotografi. La riserva Valle Canal Novo è aperta tutto l'anno,
quindi anche in questo periodo, è chiusa solo lunedì di servizio, ma dal martedì alla domenica compresa, dalle 9 alle 17, è sempre aperta, quindi nelle ore di luce è sempre aperta e chiusa solo lunedì. Per venire non serve prenotare, però bisogna avere il Green Pass, perché abbiamo alcune strutture al chiuso, quindi equiparate a dei musei, quindi ci sono queste disposizioni, c'è la necessità per poterla visitare di avere il Green Pass. E poi uno la visita tranquillamente e può apprezzare le bellezze di questo periodo. Una giornata per esempio come oggi, splendida, il ghiaccio dà dei riflessi notevoli, quindi uno si può divertire. Ecco, alcune persone pensano che il ghiaccio che si forma nelle valli da pesca, nelle aree più riparate, possa arrecare danno ai pesci oppure agli uccelli che svernano in questo periodo dell'anno. No, allora, questo gelate così giornaliere, adesso durano da un po' di più giorni, ma durante le ore centrali c'è una certa temperatura, anche a chi produce pesce, cioè nelle valli da pesca adiacenti alla Valle Canal Novo, ancora produttive, il ghiaccio non gli dà problemi se non vengono delle gelate, ripeto, notevoli come l'85, quello è un altro problema. Ma adesso anzi no, perché nelle zone più profondi, a riparo dal ghiaccio, il pesce sverna e se ne sta tranquillo. L'importante è non andare a disturbare, muovere il pesce, ma insomma nelle proprietà private questo non accade. E per gli uccelli, men che gli uccelli hanno le ali, gli uccelli si spostano. Adesso se uno fa il giro in questi giorni qua vede moltissimi uccelli che riposano nel ghiaccio e poi si muovono alla ricerca di cibo nelle zone adatte. Quando si abbassa la marea, per esempio, moltissimi uccelli dalla valle, dalla riserva, si spostano nelle zone lagunari per alimentarsi e rientrano quando c'è l'alta marea e usano queste zone proprio per stare tranquilli sopra il ghiaccio senza problemi. Ecco, ricordiamo che in questa oasi naturale ci sono anche degli spazi chiusi, come ha già detto, e c'è anche una parte legata alla ricostruzione di un vecchio casone. Sì. Allora, abbiamo una parte che ricorda com'era arredato una vecchia casa o casone maranese, un po' anche una casa, proprio sopra l'acquario. Uno è un casone osservatorio con dei cartelli che danno molte informazioni, per esempio sull'avifauna, sulla valle, e poi c'è questa ricostruzione, ma poi con i ragazzi che gestiscono questa parte abbiamo anche una ricostruzione di una capanna neolitico, età del bronzo. Ed è i ragazzi che la gestiscono, che è un'associazione di Marano, gli archeotipi, e fanno moltissime attività con i ragazzi, con le famiglie, legate proprio a quel periodo, e sono veramente stimolanti perché ci ricordano come nel passato il legame dell'uomo con la natura, e intendere la natura e capire la natura e andare in sintonia con la natura era motivo di sopravvivenza. E si insegnano oggi soprattutto alle giovani generazioni che giustamente sono nate con altri strumenti, come si può sopravvivere e riprendere l'uso, la pratica di questo contesto con la natura. Forse ci aiuterà a capire meglio e affrontare meglio anche il nostro rapporto verso la natura con il futuro, ricordandoci che siamo parte integrante della natura. E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a domani con A Voi la Linea. Buon pomeriggio.